Buongiorno, buona giornata e buona domenica a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Padania Libera. In studio Andrea Ancona per la consueta rassegna stampa domenicale. Arriverà Alfredo Lissoni che sta preparando la seconda parte di trasmissione. Prima domenica è dell'ora legale, quindi ben svegliati, e mi dispiace che abbiate dormito un'ora in meno. Come disse qualcuno, di legale in Italia c'è solo l'ora. E cominciamo con la Padania, che titola Gazeboom, la campagna della Lega per i 5 referendum parte col botto, cittadini in coda fin dal mattino in tutto il nord per firmare ai 1400 gazebo e banchetti, e oggi si replica. Il segretario federale Matteo Salvini in Piemonte dice alleanza con la Le Pen e con tutti i partiti contro l'euro. Cota: in ordine ai conti della regione lascio l'incarico a testa alta, e c'è la foto di gazebi sparsi su tutto il territorio del nord. E a pagina 2 la Lega torna a mobilitarsi con i gazebo e tra la gente, sempre a testa alta. Insieme al segretario federale, il governatore piemontese Roberto Cotta dice: ho iniziato a guidare il Piemonte in default, lo lascio con i conti a posto. E ci sono le foto di militanti, di cittadini, di persone comuni che vengono a firmare per il referendum della Lega al gazebo di Novara sotto Mario Borghezio, anche lui in giro per la gazzebata. Alleanza tra i popoli e teme referendari, questa la politica bella, dice Matteo Salvini. Dal Piemonte Salvini suona la carica per il rinnovato impegno leghista. File davanti ai gazebo per firmare il nostro proposto, ci sono entusiasmo e grande partecipazione. E c'è Matteo Salvini, una foto di Matteo Salvini con Roberto Cotta ad Arona e col sindaco Alberto Gusmeroli. Matteo Salvini che saluta i militanti e i cittadini in fila con la voglia di cambiare. Lega, la campagna per il referendum inizia col botto. Cancellare le prefetture, i concorsi aperti agli immigrati, la legge Merlin, Fornero e Mancino, un obiettivo condiviso da molti al di là delle posizioni politiche. E c'è il gazebo allestito a Venezia, a Crema, Milano in Piazza dell'Agosta. Poi c'è anche il gazebo di Varazze, dove un vigile chiede il permesso dell'occupazione solo pubblico a chi gestisce il gazebo, e vicino c'è un venditore abusivo, però non gli si chiede niente. I venditori abusivi possono stare, chi lavora per far star meglio la gente del nord evidentemente va controllato. Comunque tanto entusiasmo e partecipazione in tutte le regioni, moduli già esauriti in alcuni comuni, oggi si replica l'elenco completo dei punti raccolta, firme sul sito www.vieniafirmare.org. E poi più tardi alle 9:30 circa, 9:30, se non sapete dov'è il gazebo nella vostra zona, nella vostra regione, nella vostra città, dalle 9:30, 9:30 in avanti potete chiamare allo 02 66 234 234, ripeto 02 66 234 234. Ridiremo parecchie volte il numero, segnaleremo questo numero per aiutare chi non sa dove andare a firmare e vuole andare a firmare in tutte le città del nord dove si raccolgono le firme. E poi ancora cose di governo. Nel governo è scontro tra Giannini e Madia, sul lavoro nasce l'asse Fassina-Camusso, e contro il decreto Poletti aumenta la precarietà la leader della CGIL, Susanna Camusso ovviamente, che sposa la linea della minoranza PD, propone le stesse cose fatte in questi anni e non dà prospettive ai ragazzi, dice la signora Camusso.
La titolare dell'istruzione stoppa la collega del ministro del lavoro, immagino, che aveva annunciato la staffetta generazionale nella pubblica amministrazione. Un sistema sano non manda a casa gli anziani per far posto ai giovani. E poi ancora Maroni, noi nella SEA se i piani sono rispettati, Malpensa non si tocca. Il governatore è contrario a un decreto del governo per liberalizzare le rotte su Linate, allarme anche per SIA Handling. Sul lavoro il presidente Lombardo ammonisce Renzi, per crearlo bisogna abolire la legge Fornero, applicarla a Biagi e abbassare le tasse alle imprese. E poi c'è il consueto diario di un bimbo minchia, che non sappiamo chi è questo bimbo minchia, però ha una faccia nota. Questa settimana dice bimbo minchia, i miei amici che giù al paese mi chiamavano il bomba perché le sparavo un po' grosse, quando mi hanno visto alla conferenza stampa con Obama sono tutti schiattati di invidia. Il mio video con Obama ha avuto più visualizzazioni del video in cui Belen scende dal SUV con il passeggino e sono sicuro che quando arriveranno gli F-35 che mi ha venduto il mio amico americano, altro che bomba mi chiameranno. Sì, lo so, a marzo doveva fare la riforma della legge elettorale, ma tanto mi ha detto il mio amico americano, ovvero Obama, chi comanda, che fino al 2018 mica ci fanno votare. Ecco, uscire dall'euro è l'unica ricetta per superare la crisi. Non è che l'euro non c'entra nulla e la colpa è di corruzione, cassa e invasione, ci si chiede, non può essere che la colpa sia della spesa pubblica improduttiva, tutte domande che si fanno a cui rispondono gli esperti, e vi consiglio di leggere questo articolo qui a pagina 8 della Padania. E poi buoni postali, la Lega difende i risparmiatori beffati dallo Stato. Nel 1986 un decreto decurtò gli interessi in modo retroattivo. Oggi per molti arrivano le conseguenze. Mara Bizzotto porta il caso a Bruxelles. E poi lasciamo la Padania però prima di lasciarla un bell'articolo di Marco Pinti che ci informa e conferma che questo pomeriggio dalle ore 17 fino alle ore 22 su Radio Padania Libera una maratona di Padania misteriosa, tutti i misteri degli UFO svelati in diretta radio con Alfredo Lissoni e molti ospiti molto importanti, prestigiosi e soprattutto informati dai fatti. E lasciamo la Padania per occuparci del Corriere, il Corriere che, lo dico già prima, della gazzebata proprio non parla, praticamente questo giornale ha servito allo Stato, al potere, alla sinistra, non parla di un evento molto importante, la raccolta firme per i 5 referendum di cui parlavamo prima, parleremo per gran parte della mattinata. Comunque la corsa alle aziende italiane, titola il Corriere in prima pagina, i prezzi convenienti spingono gli investitori esteri, i 90 miliardi USA. Italia terra di conquista, non dei barbari, ma di più graditi investitori esteri, nel mirino dei fondi di USA, Arabia e Cina grazie ai prezzi convenienti. Ci sono banche, industria, manufatturiera e della moda e il turismo, insomma, vanno su quei settori. Molto entusiastico questo titolo del Corriere, ma secondo me poco aderente alla realtà. E poi ancora i timori del Friuli tra assenze di Stato e lobby del territorio. Poi Tremonti racconta la crisi del 2011 è stato un complotto europeo. Poi condannata a 20 anni l'ex che fece sfregiare Lucia, mi sono ripreso la vita. Applausi dopo la sentenza, insulti ai legali di lui. A pagina 2, capitali esteri a caccia d'Italia, prossima tappa le privatizzazioni, fondi USA, arabi e cinesi puntano su borse made in Italy, nel mirino banche, industria manufatturiera, moda e turismo.
Così Goldman Sachs vende il nuovo corso politico, Garzelli, capo economista del colosso USA, prezzi bassi e nuova stabilità. Dice questo signore qua, dice la Goldman Sachs sicuramente, rispetto alla Spagna avete fondamentali più solidi, Renzi per i mercati è un leader fuori dagli schemi. Molto bene. E poi crolla la fiducia americana, va consolidata. Il consigliere delegato della Camera di Commercio USA dall'Expo un'occasione, Expo che ricordo si terrà a Milano nel 2015. È l'ora di investire, l'invito di Visco all'industriale, Squinzi, il presidente di Confindustria, siamo i primi ad innovare. C'è una foto di Squinzi e Camusso, tutti e due sorridono. E io mi ricordo cosa diceva Funari, ma che c'avranno da ride, no? C'è il paese che è in ginocchio e sindacati industriali che sono concordi nel ridere, forse soltanto loro hanno da ridere in questo momento qua, anche se la piccola industria, mega industria, artigianato ha poco da ridere e anche da sorridere in questo periodo. Lavoro, scontro nel governo, no alla staffetta generazionale, Giannini replica a Madia, un sistema sano non manda via gli anziani. E poi ancora Pier Mannuccio, Mannucci, vabbè, dice il Corriere, 73 anni, la rottamazione è sbagliata e iniqua, a 50 anni si produce di più. E poi ancora la ricercatrice Enza Colonna di 37 anni, carriere bloccate, così ai giovani non è permesso fare esperienza. Quindi i pareri di una persona, diciamo, che credo sia, penso che sia una persona quantomeno competente, questo Pier Mannucci, e la signora Enza Colonna, 37 anni, che è una signora un po' più giovane che dice la sua. Pareri interessanti, insomma. Ambasciata Istituto di Cultura, ecco la scura della Farnesina, da Santo Domingo alla Mauritania, il piano Mogherini. Questo è rispetto alla spending review, ovvero i tagli ai premi dei dirigenti, il via libera della consulta, la pronuncia della corte per i manager pubblici. La spending review è il termine inglese che indica la revisione della spesa. Il primo a introdurre in Italia fu nel 2006 l'allora ministro di Finanze Tommaso Padoa-Schioppa. E lasciamo Padoa-Schioppa alle sue finanze e andiamo avanti. Nuovo Senato, l'out-out del governo, il no a cambiamenti sostanziali della proposta del governo del nuovo Senato. NCD, Forza Italia, Sinistra, PD all'attacco del progetto del nuovo Senato non eletto. Quagliariello dice meglio eleggere chi entrerà a Palazzo Madama, il coordinatore nazionale dell'NCD, ecco le competenze da attribuire con la riforma. Poi ovviamente non diamo i titoli perché la rassegna stampa domenicale è un po' più snella e chi vorrà approfondire l'argomento lo farà tranquillamente, lo può fare tranquillamente. Ciao Andrea, scusa se mi infilo così, un saluto a tutti i radioascoltatori, dopo ti lascio in pace. Prego. Semplicemente comunicazione di servizio, sono andato su agli uffici, le nostre centraliniste sono pronte, quindi 0266 234 234 fino alle 18 addirittura ci saranno le nostre ragazze pronte a dare tutte le informazioni sul referendum e sui gazebo, quindi potete già telefonare da adesso, 0266 234 234. Grazie Andrea. Grazie Alfredo e andiamo avanti, la minoranza apre al segretario, la paura di un boom 5 Stelle alle urne, il Premier teme la fuga degli elettori forzisti verso Grillo, questi sono i problemi a casa PD, non il benessere dei cittadini, ma se sono su o giù nei sondaggi è fondamentale. Sarà battezzato martedì il neocorrentone dei quarantenne, obiettivo una gestione unitaria del partito. Il Friuli e il peso delle lobby territoriali, i due ruoli della Serracchiani sempre a casa PD, governatore a Trieste la Serracchiani e vice segretario PD a Roma. Come si diceva, un culo, una poltrona, evidentemente qualcuno c'ha un panettone. Letta torna in campo e ci mancava con il Partito Democratico un approfondimento
di Monica Guerzoni. Se uno se lo vuole, si vuole massacrare, faccia diletta, penso che ne abbiamo piene i Guerzoni. Berlusconi, ora a mettere in difficoltà il Premier, l'alleanza con Storace e la linea dell'opposizione in aula su lavoro e riforme. C'è una foto di mai più Green Hill, festa per la legge antivivisezione, una cosa che ovviamente io personalmente approvo, quindi Vittoria Brambilla in mezzo ai cani che furono liberati, almeno una cosa bella, e poi qualcuno vuol fare il partito Forza Dudu, che forse rischia di prendere più voti di certi partitini neocentristi. Gli italiani, il vento anti-europeo, 1 su 2 chiede più unione, anche gli elettori 5 Stelle fra i favorevoli all'integrazione. L'integrazione immagino fra, non so, comunque, anche questo, se volete, se avete voglia avete tempo, lo approfondirete tranquillamente. Ecco, sul Corriere di Milano evidentemente non si parla minimamente dei gazebi della Lega, anche se tutte le piazze, la maggior parte delle piazze di Milano, ieri, maggior parte delle piazze di Milano, ieri sventolava la bandiera della Lega, il sole delle Alpi, e con i nostri militanti lì pronti a raccogliere firme, tante firme, tanto impegno. Grazie a tutti quelli che si sono impegnati ieri e che si stanno impegnando oggi, si impegneranno anche durante i 3 mesi di raccolta firma per la campagna referendaria. All'interno, tanto per andare avanti col Corriere fino all'ora della pubblicità, tra un minuto, la stangata Tasi, c'è chi rimpiangerà l'IMU, imposte a confronto, la nuova tassa sarà più cara per i nuclei familiari numerosi. E poi ancora Maroni, subito garanzia sull'handling e Malpensa, o non entreremo in SEA. Va difeso il sistema aeroportuale lombardo per non farcelo scippare ovviamente da paesi e compagnie concorrenti. E poi ci sono le nuove tariffe delle auto pubbliche a Milano, Piazza Castello, battaglia sul traffico, Maran pronto a rivedere il progetto. Caro Maran, amico mio, insomma, tu fai i progetti, dici, ci convinci, vuoi convinci che sono cose buone, poi la realtà dei fatti dimostra che non va bene e tu dici vabbè, con magnanimità pronto a rivedere il progetto. Beh, prima di presentarlo, prima di fare qualcosa, evidentemente magari lo approfondivi, magari anche con comitati dei cittadini, non i comitati per Pisapia, che sono diventati comitati per Milano, ma magari con cittadini veri che vivono vivono le realtà territoriali, insomma, copia un po' il sistema Lega, magari ci piglierai di più. E in attesa della pubblicità, un minuto per la pubblicità, vado avanti ancora col Corriere Milano. Inizia la caccia al 5 per 1000, come dire, le donazioni che si possono fare con la dichiarazione dei redditi, quindi le associazioni che cercano di accreditarsi per poter usufruire il 5 per 1000. E poi io credo che sì, per il Corriere veramente mi ha ormai stufato. Titoli del giornale: il voto di cani e gatti, Berlusconi lancia la campagna animalista, ci sono 150.000 bestiole abbandonate, convinciamo gli italiani ad adottarle, e avverte Renzi, il patto è da rivedere. Accordo fatto, Storace torna nel centrodestra, questi vanno, vengono, salutano, si arrabbiano, insultano, chiedono scusa e si va avanti così, perché questa è la politica italiana. Comunque il Cavaliere lancia una nuova sfida ai club di Forza Italia in vista delle europee: adottiamo un cane abbandonato, e i 10 milioni di cittadini italiani con un animale domestico guarderanno a noi come simpatia. Cioè, questo non mi piace proprio come motivazione, non è l'amore per gli animali, ma la strumentalizzazione: facciamo vedere che siamo buoni, adottiamo un animale e saremo più simpatici agli elettori. Una roba che veramente
mi disgusta francamente. E adesso, visto che il disgusto è montato, andiamo in pubblicità per cercare di farcelo passare con le aziende che danno fiducia a Radio Padania. L'immagine della tua azienda è fondamentale. Il partner giusto è Damiano Brambilla, professionista del settore arti grafiche. Offre un servizio personalizzato, dall'ideazione della grafica all'esecuzione della stampa, con tecnologie innovative che assicurano la massima qualità del prodotto. Dépliant, cataloghi, roll-up, striscioni, manifesti. Con Damiano Brambilla la tua azienda troverà il giusto mezzo per farsi notare e scegliere. Chiama subito il 338 30 55 350 o scrivi a dambram@tin.it. La Regione Lombardia e Pentadent hanno a cuore il tuo sorriso. Per tutti i bambini fino a 14 anni residenti in Lombardia, le cure saranno in totale esenzione, perché a carico della Regione, presentando la ricetta rossa del pediatra. Sono esclusi manufatti e cure estetiche. Dai 14 ai 16 anni si paga solo il ticket. Cure in esenzione anche per persone in difficoltà per reddito, perché disoccupate o affette da patologie. Per sapere se rientri nei parametri, chiama il numero verde 800 700 860 o vai su pentadent.it. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Onoranze Funebri D'Antoni. Competenza, discrezione, professionalità. I prezzi più bassi del nord Italia. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. Varie sedi a Milano e Interland. Assistenza anche per il disbrigo delle pratiche amministrative. Per info 800 910 217 o www.onoranzefunebridantoni.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Facciamoci un caffè padano, signori, di quelli buoni, profumati, con un aroma che non aroma che non se ne va mai via. Il caffè padano da chi è prodotto? Da lui, Giampaolo, buongiorno! Buongiorno a tutti, è prodotto veramente in Padania, un prodotto made in Veneto. Ma attenzione, una cosa importantissima, chi beve caffè padano, non dimentichiamo che sostiene Radio Padania. Questa è la prima cosa importante, perché dovete fare subito l'800 22 20 20. E grazie a Radio Padania e al caffè padano, oggi per chi telefona con la prima fornitura di caffè, la macchina da caffè interamente prodotta in Padania vi verrà consegnata gratuitamente, per cui andiamo a risparmiare le 80, 100, 150 euro che costano mediamente le macchine fuori. Ma la cosa più bella è che abbiamo 22 qualità di prodotto, dai caffè aromatizzati alle tisane al caffè, ve lo faremo degustare e lo porteremo nelle vostre case. Questa è la cosa importante. Ma in più dovete sapere che chi beve caffè quotidianamente è passata l'epoca in cui si diceva che il caffè fa male, perché da uno studio recente fatto dall'Università di Padova si parla che il caffè fa bene al fegato, fa dimagrire, serve per la circolazione, per cui beviamo il caffè padano, perché oltre a dare un sostegno, una mano alla nostra meravigliosa radio, facciamo qualcosa anche per la nostra salute. E allora chiamiamo subito l'800 22 20 20, perché per i veri padani il caffè padano non può mancare nelle nostre case. E poi Sammy, tu che tutti i giorni ormai da un paio d'anni bevi il nostro caffè, vorrei sapere le persone che vengono in studio cosa dicono del nostro caffè. Sono sempre felici, è la prima cosa che ci chiedono, ma noi lo ricordiamo sempre, signori. Se non avete ancora assaggiato il caffè padano, venite a trovarci negli studi di Milano di Radio Padania e quando entrate o dopo averci dato la mano ci chiedete il caffè padano. Vedrete che squisitezza. Grazie Giampaolo! Un saluto a tutti! Ed eccoci qua tornati in diretta e torniamo sul giornale. Berlusconi firma una nuova alleanza con la destra di Storace, questa ci mancava, e avverte Renzi:
serve un incontro, il patto del Nazareno va rivisto, il patto del Nazareno, ricordo agli ascoltatori il patto che aveva fatto Berlusconi con Renzi sulla legge elettorale, che in realtà poi si vede che non è voluta né da una parte del PD né da una parte del centrodestra. E c'è il 20 anti-Bruxelles, se ne accorgono anche i comici, anche se non fa ridere. Pure Crozza si accorge che l'Europa è esilarante. Il comico mette in croce l'Unione Europea e fa audience, questa unione ha davvero rotto. E poi 20 anni al mostro, abbiamo visto prima il titolo del Corriere, che sfigurò la ex con l'acido. E poi magari una cosa da leggere. Io assolto dopo 3 anni di galera, mi chiamo Felice Italiano, sono nato a Barcellona, Pozzo di Gotto il 14 ottobre eccetera, sono emigrato in Canada a 18 anni con la famosa valigia di cartone, e racconta la sua storia di 3 anni di galera, ovviamente ingiusti secondo quanto si capisce dal titolo. È stato poi assolto dopo 3 anni di galera. E vabbè, vi spiego come è nato il referendum veneto, parla l'organizzatore. E andiamo avanti, seconda pagina del Corriere. Il guaio del governo, i guai del governo e le mosse dei moderati. Dopo la faida con i fratelli, Storace ritorna con il Cavaliere. La destra respinge l'appello di Fratelli d'Italia all'alleanza per le europee sotto il simbolo di Alleanza Nazionale e accetta l'invito di Berlusconi. L'ex governatore Storace ricambia l'abbraccio con entusiasmo, perché c'è una paura sbarramento, ovviamente, sapete che c'è la soglia del 4%, e i centristi, quelli che escono, entrano, tradiscono, chiedono scusa, implorano, chiedono poltrone e posti nelle amministrazioni eccetera, hanno paura, qui si devono unire per arrivare al 4%. Cese in Parlamento subito gruppi comuni per l'UDC, NCD e Popolari, e c'è un sondaggio pubblicato, l'ultimo sondaggio da Datamedia, che dà la Lega Nord al 5%, l'NCD al 3,5%, il Fratelli d'Italia al 3% e poi la destra all'1%. Praticamente questi partiti che a parte la Lega, diciamo, sono sotto la soglia del 3,7%, del 4%, pardon, quindi si devono alleare, volente o nolente, per poter entrare in qualsiasi consesso democratico e segnatamente al Parlamento europeo. C'è Forza Italia dato al 20,5%, sono curiosità, poi le cifre cambiano ovviamente a secondo di chi fa il sondaggio, a secondo dei giorni. Il 24% al Movimento 5 Stelle, il 30,5% al PD. E poi salviamo i cani abbandonati, conquisteremo nuovi elettori. Berlusconi lancia una nuova sfida ai club che portano il suo nome, avverte Renzi, serve un incontro per rivedere il patto del Nazareno. Ho detto prima, gli animali, i cani abbandonati si accolgono perché si amano gli animali, non certo per far campagna elettorale, ma questo, ai noi, è Silvio Berlusconi. Le frasi di Berlusconi, i moderati vanno trasformati in maggioranza politica, solo con le riforme istituzionali si può garantire la governabilità. Il suo obiettivo è arrivare a 12.000 club. Forza Silvio, secondo me avrebbero più come dire, proseliti, Forza Dudu. E poi c'è la ditta PD, titola un articolo di Laura Cesaretti, la ditta PD chiude per lutto, ora comanda solo il padrone. La sinistra ha passato 20 anni a infamare il partito azienda di Berlusconi, ma non fiata davanti a Renzi che mette tutti in riga, un brand che non durerà. Imbarazzi da Mentana, Carrai è uno dei miei più cari amici, un amico fraterno, ma non vedo cosa ci azzecca con le nomine. E c'è la foto di Renzi, il famoso venditore di pentole, che mi ricorda una famosa e triste imbonitrice. D'accordo?
Ecco, questa che urlava come una pazza, e tra poco toccherà a Renzi, che cercherà di farsi sentire, perché adesso dopo le promesse si arriva ai fatti, e i fatti non corrispondono alle promesse fatte da Renzi. Quanti sprechi da barzelletta pure per Crozza, l'Unione Europea fa ridere, il comico che è il polso del paese, secondo me è ironico, perché questo gli scrivono quel che deve dire. Metti in croce l'Europa, i suoi paradossi meglio di un politico, segno che a Bruxelles devono davvero cominciare a preoccuparsi. Ecco perché dico che gli scrivono quello che lui dice, non è l'autore ma l'interprete dei suoi monologhi, perché quando è stato interrotto a Sanremo c'è stato il blackout completo, non riusciva più a riprendere il filo del discorso. Quindi un po' fragile il signor Crozza, invece di sbeffeggiare le persone, faresti meglio a studiarti la parte. L'uomo del plebiscito veneto, vi racconto com'è nata, chi l'ha pagato e dove porterà. I 2,3 milioni di voti all'esame dell'Ocse, Alfano può verificarli, però monitorato da ONU e Unione Europea. Dell'Italia non mi fido, Friuli, Lombardia, Sicilia e Partito Sardo d'Azione vogliono imitarci. E c'è l'intervista a Gianluca Busato, e c'è una doppia pagina che questa sì che è interessante, a pagina 8 e 9 del Giornale. Andiamo avanti, vediamo cosa ci regalano le altre pagine di questo giornale. Io ho assolto quel che dicevo prima, dopo 3 anni in cella, la mia vita distrutta dai giudici, il calvario di Felice Italiano, siciliano, trapiantato in Canada, arrestato per mafia durante una visita in Italia e adesso riconosciuto innocente. Intollerabile, dice Felice Italiano, dittatura dei magistrati. E poi c'è una foto che di Falcone e Borsellino, non so cosa c'entra, qua leggo così in questo momento la didascalia. Nella foto originale in alto ha una sigaretta Falcone in mano, nella stessa foto a sinistra sulla facciata del Tribunale di Milano no. Chi l'ha censurato la sigaretta di Falcone, vabbè, questo non ci interessa, è gossip, abbiamo ben altro da fare. Poi ancora le firme dei disobbedienti per candidare Berlusconi. Sapete che Berlusconi non può essere candidato, non può essere neanche votato, non può neanche votare, e ci sono dei personaggioni, delle menti illuminate, sono ironico ovviamente, che hanno firmato perché Berlusconi, malgrado la condanna al 3° grado di giudizio in Cassazione, quindi possa candidarsi, votare e fare quel che gli pare, insomma. Questi signori qua sono fatti così. Cosa ci vogliamo fare? Passiamo alla Repubblica. Grasso dice: non abolite il Senato, intervista al presidente di Palazzo Madama che contesta la riforma proposta da Renzi. Avete mai visto un capone che festeggia Natale? Vogliono abolire il Senato, è evidente che il presidente del Senato prende le difese del Senato. Se fosse non ho visto tanta difesa a favore dei disoccupati, dei precari, dei sottoccupati, dei piccoli imprenditori, dei grandi imprenditori, dell'Italia produttiva da parte del signor Grasso, ma quando si tocca il Senato, dove il Presidente è ovvio che prende le distanze. Dice: resti un'assemblea di eletti, non dia la fiducia, ma si occupi di legge costituzionale e etiche. Sì, bisogna avere un minimo di etica per occuparsi di etica. Il Senato non va abolito, quindi dice il Presidente del Senato, e resti eletto dai cittadini, no ai sindaci e governatori, che era il progetto di Renzi sulla composizione del nuovo Senato. Stop a Renzi, ma va superato il bicameralismo perfetto. Il nome deve essere mantenuto e usato in tutto il mondo. Forza Italia avvisa il Premier: non accettiamo metodi sovietici. L'ultimatum di Totti. E poi ancora ci sono le proposte di Renzi, Forza Italia, Nuovo Centrodestra, della Lega, funzione diverse per le Camere e rappresentanza territoriale, dice
il senatore Calderoli, giustamente, perché volendo mantenere due Camere evidentemente devono avere dei ruoli, delle competenze, dei compiti diversi. Debiti dello Stato, a pagina 4, le banche frenano la protesta degli istituti, pericoloso farsi carico degli oneri verso le imprese delle amministrazioni più dissestate, e per le stesse aziende risulta difficile farsi riconoscere e soprattutto certificare i crediti dagli enti pubblici. Quindi il grande bluff di Matteo Renzi, che dice risarciremo, pagheremo, la pubblica amministrazione pagherà gli imprenditori che sono a credito, e si sta dimostrando, ma non secondo la Padania, ma secondo Repubblica, un grande bluff. Fra l'altro tra poco apriremo le linee, quindi potete telefonare, dire le vostre impressioni allo 02 66 20 35 29, ripeto 66 20 35 29, e poi se volete sapere dove sono i gazebi nella vostra città o vicino a voi, potete chiamare lo 02 66 234 234, ripeto 02 66 234 234. Vi daranno tutte le informazioni relative ai gazebi in tutto il nord. E poi precari, Visco dà ragione a Camusso, solo un lavoro stabile e produttivo? Un'inedita coppia contro il decreto, la CGIL, così il paese non riparte, mentre Poletti è lodato da Squinzi, una misura rapida e coraggiosa. E poi ci sono le foto di Visco, di Camusso, di Poletti, di Squinzi e il palchi che applaudono, la gente che applaude, eccetera, eccetera. Intanto il paese è fermo lì e non si vede via d'uscita. Poi stipendi, tetto per tutti i dirigenti, taglio del 25% nelle società quotate, manager, nuova strada del governo, la soglia ai compensi non sarà limitata a presidenti e amministratori delegati, riguarderà anche le spalle locali e sarà ad personam per evitare doppi incarichi, stile Mastro Paso. Ma Mastro Paso veramente aveva 8 incarichi, non doppi, anzi forse 10, non mi ricordo, comunque una valanga, non doppio ovviamente. Poi un approfondimento, la Repubblica ci va ben giù pesante, insomma, belle bordate fra Repubblica e il giornale Libero, ognuno va a sputtanare, come si dice in inglese, la parte avversa. Berlusconi non paga, gli onorevoli neanche, Forza Italia è in profondo rosso, Bondi incalza i parlamentari, 5 milioni evasi, mancano i soldi per le europee, praticamente evadono anche loro stessi. E poi Silvio Animalista candida il cacciatore, l'ex premier adottiamo cani e gatti, ma in Veneto scoppia il caso Berlato, che probabilmente dal titolo si capisce che è un cacciatore che si candida nelle liste di Forza Italia. Esplode la sinistra PD, Cooperlo contro Epifani, chi si divide perde, grazie Cooperlo, eppure ritornano. Sfigurata con l'acido la foto della signora Lucia, condanna esemplare per l'ex fidanzato, pena massima 20 anni a Varani, che il deturpatore, 14 agli esecutori, perché ovviamente non l'ha fatto lui, ma lui era il mandato. Io un simbolo avrei preferito non diventarlo, dice questo farabutto. Io penso che avrebbe dovuto preferire non neanche pensare di sfigurare la propria ex fidanzata e comunque chiunque in generale, insomma, e poi io avrei preferito, insomma. Va bene. Obama cede sulla Crimea, ecco la borsa che riapre la trattativa con Putin, svolta per l'Ucraina, oggi incontro tra Kenny e Lavrov, diplomazia segreta fra USA e Russia, il Papa è informato. E poi ancora Gabriel dell'Istituto Studi Economici Tedesco, il nome tedesco, quindi lo storpierei, lascio perdere perché è di cattivo gusto. Se ci saranno sanzioni contro Mosca, l'Unione Europea perderà l'1% del PIL, dice questo che immagino che è il presidente del Centro Studi Economici Tedesco, insomma.
La Germania da sola rischia un calo dell'1,3%, una guerra commerciale comporterebbe danni gravi, per questo insomma un po' più di prudenza magari non guasta, oppure magari fare la battaglia sui diritti civili, sui popoli oppressi, sul popolo tibetano. Il Tibet è stato invaso dalla Cina, ma noi proni davanti alla Cina quando si è trattato di ospitare dalla cittadinanza onoraria al Dalai Lama, ce ne siamo ben guardati perché se non si arrabbiava la Cina e non avremmo avuto l'Expo magari. Ecco, questo è come dire, il servilismo che c'è in ogni latitudine di questo pianeta, insomma. In Turchia la rivolta è social, la sfida dei red hacker contro Erdogan, il censore. E poi in Francia, la Francia alle urne per il secondo turno, i bistrò decidono il voto, la battaglia di Parigi si vince a Montparnasse, oggi il ballottaggio tra la Hidalgo e Kosciusko Morizet, il quartiere degli artisti cruciale per la corsa a sindaco, l'appello degli intellettuali mai con il Fronte Nazionale, gli intellettuali chissà perché sono di sinistra. Insomma, poi c'è la crociata, la polemica, la crociata delle sentinelle anti-gay, occupano le piazze in silenzio con un libro in mano, protestano contro la legge che punisce l'omofobia, nate sull'esempio francese, ieri hanno manifestato a Torino con la benedizione della diocesi, quindi si evince che la diocesi è a favore dei gay, ma questo è un tema che in questo momento è importante per qualcuno, ma evidentemente non è fondamentale per lo star bene degli italiani. E poi arriviamo al Libero, arrivano i nuovi mutui, riparte il mercato, titolo proprio entusiasmo qua, non so dove li prendono queste notizie qua, comunque vabbè. Insomma, le banche ricominciano a dare prestiti a tassi di prima della crisi, sia per acquisti che per ristrutturazioni, e poi ci sono i prodotti ad hoc per giovani precari, ecco i più interessanti, quindi se qualcuno ha voglia può leggere il Libero e poi provare a vedere se è vero o meno quel che dice il Libero. Poi Silvio lancia i cani e i gatti della libertà, e c'è una foto con Silvio con un cane e un bavaglio di Forza Italia, un altro un gatto col il bavaglio sì, è un gatto col bavaglio anche lui di Forza Italia, insomma una foto che veramente cani e gatti secondo me c'hanno una faccia già perplessa di suo e fan bene. Poi però qualcosa che ci riguarda, il referendum rilanciano il carroccio, la Lega scala i sondaggi con le lucciole e non soltanto con le lucciole, caro Matteo Pandini, con le proposte di referendum che vogliono abolire ad esempio la legge la legge Fornero, che vuole abolire la legge Mancino sul reato di opinione, magari altre proposte di legge che poi ne parleremo, quindi non vi sto a ricordare adesso, ne parleremo ampiamente durante la seconda parte. E poi il PD prepensione agli statali e caos, e c'è il venditore di sogni, Matteo Renzi, non solo Job Act, questione di difesa, spending review, Italicum, ora nella maggioranza di Renzi si apre un nuovo fronte legato al destino degli esuli della pubblica amministrazione. E c'è Matteo Renzi che saluta, e vorremmo tanto salutarlo, e vorrebbero tanti italiani salutare un signore che non è mai stato, che non è stato eletto, e che è il terzo Presidente del Consiglio non eletto dal popolo. D'accordo! E con questi Nobel mancati Renzo si rotamerà, e speriamo in fretta. Come agganciare il bonus Renzi via escluso, e l'azzardo del Premier. E andiamo avanti con Forza Italia e mezzo PD chiedono già il tagliando. Il Premier inverte l'agenda, le azzurri minacciano, rispetti i patti, prima la legge elettorale, poi l'abolizione del Senato. E a sinistra nasce il correntone anti-Renzi, e c'è foto di Brunetta e di un altro, un certo Nico Stampo, fondatore del nuovo correntone del PD.
e poi Renato Brunetta, che sapete chi è. E poi state sereni, l'incompetenza vincerà. Foto di Renzi, questa è bella. Vendersi auto quasi nuova colore blu, 100 auto blu all'asta online dal 26 marzo al 16 aprile. Io non voglio rifare il verso la Vanna Marchi per non rompervi le orecchie, ma questo siamo veramente al ridicolo. Le auto all'asta su eBay, credo. Vabbè, comunque. Il nostro paese sembra condannato a consegnarsi agli ignoranti senza qualità, col rischio di finire come gli stati dell'Est Europa che hanno vissuto il socialismo reale e l'effetto dell'ideologia della rottamazione. E poi ancora l'allarma segreta del Cavaliere, 10 milioni di cani e gatti, e si vede Vittoria Brambilla in mezzo ai cani, dicevo la foto di prima. Questa foto è bella perché fortunatamente non ha nessun simbolo di Forza Italia, sembra genuini e sono belli pure i cani. Berlusconi lancia la parola d'ordine, conquistare il bacino elettorale degli animalisti, e promette sgravi per spese veterinarie e pappe. Gli sgravi li promette lui che non può andare al governo né niente, cosa prometti. E poi vediamo un po', la Lega scala i sondaggi con le lucciole, veramente con altre cose, i sondaggi vengono scalati, ma il Matteo Pandini evidentemente perde, c'è qualcosa che non sa. E c'è la foto di Matteo Salvini con Vittorio Sgarbi alla presentazione della campagna referendaria. E poi le squille pagherebbero 4 miliardi di tasse, il carroccio vola al 5,5%. In realtà il carroccio vola al 5,5% perché riesce a interpretare molto bene, come faceva un tempo, il l'idem sentire dei cittadini, e quindi si identifica. Io ieri sono stato al gazebo sia in via Benedetto Marcello al mercato al mattino che in Corso Buenos Aires, angolo Viale Regina Giovanna, e la gente veniva per firmare. Qualcuno diceva guardate, firmo soltanto un referendum, poi si faceva trascinare perché vedevano che il referendum ad esempio sulla prostituzione, dopodiché si facevano trascinare dall'entusiasmo e dalla bontà dei quesiti referendari e della proposti della Lega Nord, e firmavano per tutti i referendum. E poi c'è ancora, pagina 13 di Libero, ennesima figuraccia, evidentemente è Marino, il sindaco di Roma. Marino insegue Obama e arabi, ma si perde i turisti inglesi. 2 britannici aggrediti gli scrivono: Roma è pericolosa, non torneremmo. Il sindaco che fa? Vola a Riyadh in cerca di sponsor e pensa a tasse più alte. Complimenti caro Marino, tassa bene, che vedrai che ti auguro di non durare molto come sindaco di Roma, anche se Roma francamente in questo momento mi interessa poco, mi interessano altre cose. Dopodiché vediamo un po' la sindrome del veterano USA, 22 suicidi al giorno, questa è una cosa triste ovviamente. E poi ballottaggi in Francia per conquistare almeno Parigi, i socialisti mollano Hollande. La candidata sindaco Hidalgo attacca il governo per la debacle al primo turno, contro di lei la Morisset, sarcosiana di ferro, quindi 2 donne che si contendono il posto. E andiamo avanti, tra poco dovremo andare in pubblicità, dopo la pubblicità apriremo le linee. Ricordo i 2 numeri di telefono importanti di oggi, quindi per telefonare in diretta potete farlo 02 66 20 35 29, e per chiamare per l'informazione sui referenda, sui gazebi, dove saranno eccetera eccetera, telefonare allo 02 66 234 234. E poi per finire non finiamo, mi dice qualcosa, fa un segno il regista. Allora andiamo in pubblicità e poi apriremo la seconda parte con linee aperte
e tutti i vostri suggerimenti e i vostri pareri. Il fuoco, la ruota, l'arco, la carta, la lampadina, il microscopio, il telegrafo, la mongolfiera, la locomotiva, il motore, la pila, il telefono, il calcolatore, la macchina fotografica, l'aereo, il computer, le sonde spaziali, internet, la domotica, i robot. All'innovazione è impossibile resistere. È arrivata la Digital Radio. Muoviti. Scopri il nuovo modo di ascoltare la radio con una qualità perfetta. Muoviti ad informarti su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Dormire bene è importante. Alla Mondoflex, rete con alzata motore, materasso anatomico e cuscino in memory a soli 580 €. Venite a trovarmi, vi aspetto! Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Benissimo, allora ben ritrovati, buona Padania a tutti, mi raccomando tutti a firmare ai gazebo della Lega, sono tantissimi, per sapere dove sono o controllate sulla Padania, altrimenti 02 66 234 234. Andrea. Sì, vediamo un po' il giorno, tanto che aspettiamo le vostre telefonate. Visco insiste in prese pigre, poi purtroppo c'è il 3 gol che il Milan ha rifilato al mio Chievo e questo mi dispiace molto. Ecco. Questa è la vera brutta notizia di ieri, perché ieri è stata una giornata veramente perfetta ai gazebo. E poi c'è, vabbè, insomma, il venditore di pentole che in bicicletta. Renzo, sì, in bicicletta solo quando gli fanno le foto. Sì, beh, ovvio, poi c'è la macchina blu anche lui, perché non pensate che adesso questo. Medici, professori, sindaci, poliziotti d'Italia che vale tanto e guadagna poco, non solo manager di Stato superpagati, ecco il motore silenzioso dello Stato. E poi ancora vediamo cosa c'è di interessante sul giorno, che un giornale che mi piace poco, ma non come contenuto, ma come un po' arruffato, un po' problematico da leggere, insomma. Autoblu, la turbo, ANSA fa faville e le offerte corrono in rete, i rilanci su eBay per le ex vetture dei potenti vanno forte Alfa e BMW. Comunque ricordo che abbiamo aperto le linee, quindi allo 02 66 20 35 29. Adesso noi siamo... Sì, questo è il nostro numero di telefono, sì. Invece se volete sapere per i gazebo 02 66 234 234, sono arrivati anche tantissimi sms. A Torino io andrò a firmare in corso Racconigi, angolo corso Peschiera, ci scrive Adriana. Poi Como oggi piazza Duomo dalle 9 alle 19, ci scrive Rinaldo.
Poi il Presidente del Senato ha ragione, va dimezzato il numero dei deputati e dei senatori che sono quasi il doppio di quelli degli Stati Uniti, il bicameralismo perfetto ma mantenuto, modificando i regolamenti parlamentari per rendere più veloce l'iter legislativo. Poi ancora in Friuli gazebo per niente pubblicizzati, ma insomma noi qui sono giorni e giorni, tutta la settimana che stiamo pubblicizzando, poi insomma non è che allora, non abbiamo la TV di Berlusconi, esatto, insomma. Se siamo alle solite storie va bene, abbiamo capito. Dai, una telefonata, pronto? Buona Padania, sono Giorgio da Sesto San Giovanni. Ciao Giorgio, dici? Andrò probabilmente tra mezz'ora a votare. Sì? Cioè, scusa, a firmare sì, a firmare per i nostri referendum. Io sono molto arrabbiato perché quella signora abbronzata, no, ha voluto inserire la possibilità per gli esteri comunitari di poter essere assunti presso diciamo, gli enti pubblici. Io vorrei ricordare una cosa, che noi abbiamo gli invalidi civili che non hanno spazio e non trovano occupazione, vivono una situazione molto pesante per quanto riguarda, diciamo, l'assunzione lavorativa. Le associazioni cosiddette di categoria sono latitanti, non so quanto siano riusciti a portare nei confronti di queste persone un aiuto vero, non dico economico, ma perlomeno per aiutare a essere inseriti. Diciamo, questo 10% di persone che volevano inserirle, che sono sbarcate in questo comune, ne tornano a casa loro con lo stesso gommone. Noi vogliamo che i nostri figli, quelli più disattratti, quelli più diciamo che hanno problemi e quindi la persona che porta un handicap possa essere riconosciuta e aiutata a portare avanti una situazione, per cui spero tanto che l'abrogazione di questa legge possa essere poi d'aiuto a chi ha problemi come gli handicappati, che ce ne sono diversi sul nostro territorio. Buona Padania. Ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao, se mi permetti posso fare un po' di pubblicità al gazebo che stiamo organizzando qua a Arcisate? Come no, ci mancherebbe. Sì. Ecco, grazie. Io volevo ricordare che noi qua in Val Cerese, provincia di Varese, stiamo organizzando un gazebo ad Arcisate di fronte al comune. Chi vuole, anzi, dovete venire qua a firmare per i 5 referendum, comunque siamo qua a Arcisate, quindi siamo qua fino a luna. Chi è della zona è ben accetto. Benissimo. Grazie, buona giornata. Allora, possono votare tutti, l'importante è avere 18 anni, un documento di identità, nient'altro. Noi non chiediamo soldi, non chiediamo i 2 euro, i 3 euro, non chiediamo ai cinesi. Una persona ce l'ha data e così, mi ha detto no, guardi che non siamo il PD. Esatto, cioè, non confondiamoci, non confondiamoci. Un'altra telefonata, pronto? Pronto da Udine. Sì, buongiorno. Luigi. Allora, buongiorno. Allora, saranno stati anche mal pubblicizzati i gazebo in Friuli, però devo dire la verità, io ieri sono stato a firmare a Udine, c'era la coda, c'erano tanti rappresentanti della Lega, era un gazebo che funzionava benissimo, magari tutti andassero così. In genere firmavano per tutti i referendum, almeno quelli che ho visto io. Un ottimo gazebo a Udine, potete essere contenti. Arrivederci. Grazie per questa testimonianza. Un'altra telefonata, pronto? Ciao. Io sono stata in via Agota, mi sembrava un po', dico qua, un gazebo un po', ma hanno firmato tantissimo. Ragazzi, facciamo noi la pubblicità, non c'è bisogno del Corriere della Repubblichetta. Che tanto non ce ne pubblicano. Ascoltate, ma io direi di mettere i cani al governo, all'infuori dei cani a 2 zampe, mettiamo quella a 4 zampe che è meglio, che dici? Sarebbero meno danni. Ciao ragazzi. Ma mi sa che Berlusconi gliel'ha già copiata quest'idea, si sta facendo le foto con i cani, cioè, questi sono i nuovi candidati. Ah, poveri animali, come vengono strumentalizzati. Ecco, per quanto riguarda il signore, scusa, poi mi dimentico, di Sesto San Giovanni che parlava di invalidi civili, associazioni di invalidi che sono fermi, in realtà le associazioni degli invalidi sono adesso un po' manovrate, diciamo così, molte, non tutte ovviamente, e io consiglio di guardare Invalidi allo Scoperto, che è un'associazione molto seria,
piccola ma che ha dei grandi, diciamo, che lavora molto seriamente. Quindi se cercate questa associazione vi mettete in contatto con loro, magari avrete delle risposte più adeguate. Insomma. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Io telefono da Sanremo. Sì? Ieri ho votato tutti e 5, ho portato tanta gente, c'era un bel po' di gente a votare, Brava. anche giovani, però se lo mettessero in banchetta ancora un'altra settimana di sabato e domenica sarebbe meglio. Va bene, grazie. E poi volevo una cosa, mi dite la frequenza su Sanremo, perché io non me la ricordo, io ce l'ho, ma le mie amiche me la chiedono, io non mi ricordo se è 100, se è 94. 107,9 signora. 107,9 su Sanremo. Sì, sì. Grazie tanto, buongiorno e auguri. Grazie, ma ringrazio il regista perché lui che me l'ha suggerito e non è che mi ricordo tutte le frequenze di tutta Italia. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Niente, mi sono un firmatario di ieri a Treviso, nella zona di Vareton, sulla curva. Sì. Ho visto un partecipazione enorme. Pensa un po' che sono finiti anche i moduli, ho dovuto fermare, il segretario diceva qua non abbiamo previsto tutta sta gente qua. Erano più di 170 firme su un gazebo piccolo a Treviso. La ringrazio tanto, tante spese, speriamo di sostenere anche la Lega. Ciao. Grazie, allora ringraziamo anche tutti gli amici trevisani perché insomma di Treviso, guarda che bella cosa che hanno fatto. 0266203529, pronto? Buongiorno Alfredo, qui è la sezione di zone provincia di Brescia. Ciao, dici? Sì, qui già dalle prime ore del mattino c'è un'affluenza abbastanza importante. Siamo un comune di circa 1040 abitanti e abbiamo già circa 200 firme, quindi la raccolta sta andando benissimo. Dove siete? Zone provincia di Brescia. Sì, ma dacci l'indirizzo così la gente può venire. Fino a che ora siete lì? Sì, allora praticamente il gazebo si trova in via Orti, di fronte all'edicola, quindi l'unica edicola che c'è in paese, quindi è facilmente raggiungibile. Benissimo, allora tutti a firmare, grazie. Tutti per la a chiamata. firmare, grazie, buona Padania, grazie. Grazie, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Ciao, sono Teresa dalla provincia di Treviso. Ciao, dici? Scusa, io ieri ho girato tutti i paesi vicino a casa mia, ho fatto 3-4 paesi, non ho trovato un gazebo. Io vorrei andare a firmare, ma non so dove trovo il gazebo, perché io ho girato tutto ieri e non ho trovato niente. Va bene, grazie. Allora fate questa cosa, chiamatelo 0266 234 234, così vi sanno dire l'indirizzo esatto dei gazebo. Non è che uno può mettersi a girare tutte le città così alla ricerca disperata. Facciamolo con furbizia, 0266 234 234. Noi siamo collegati telefonicamente con Matteo Salvini. Ciao Matteo. Buona domenica Alfredo, buona domenica alla signora di Treviso, buona domenica ai militanti che ho appena salutato a Bra, provincia di Cuneo, la provincia Granda, bel caffè, e c'erano 4 persone in attesa che il consigliere comunale finisse di montare il gazebo e quindi erano qua di prima. Sì, hai fatto bene. Ieri dico agli ascoltatori questo: usiamo gli strumenti che abbiamo a disposizione, c'è tantissima energia, c'è tanta voglia, c'è tanta partecipazione. Hanno chiamato, pensate, 718 persone al numero che hai appena dato, quindi lo consiglio alla signora di Treviso. Già a me questa mattina sulla pagina Facebook stanno chiedendo dov'è il gazebo a Bustarsizio, dov'è il gazebo a Torino, io sono di Cagliari, come faccio a firmare, io a Milano oggi dove vi trovo, Verona, Vicenza, eccetera eccetera, e quindi evidentemente c'è tanta voglia di partecipare e di dare una mano. Non possiamo ripetere in radio i 1370 indirizzi, altrimenti tiriamo scemi gli ascoltatori. Chiamate questo numero, molto semplice, vi rispondono fino a stasera, 02 66 234 234. E quindi chiedete, io abito a Treviso dove posso firmare, io abito a Milano dove posso firmare. Quello che non c'è questa settimana, perché attenzione, evidentemente facendo conto su tutti i volontari, su tutti i militanti, e avendo bisogno al gazebo di consiglieri comunali per autenticare le firme. Ricordiamo che serve il documento di identità, non è una raccolta firme così fatta a caso, serve qualcuno o il sindaco o l'assessore o il consigliere che autentichi la firma di chi c'è al gazebo, quindi non possiamo farle ovunque perché non abbiamo abbastanza consiglieri comunali e sindaci.
Quindi dove non siamo in questo fine settimana, se nel vostro comune non c'erano i gazebo questo fine settimana, li troverete nel prossimo fine settimana e comunque da domani, faccio l'esempio della provincia di Cuneo, da domani in tutti i 250 comuni della provincia di Cuneo ci sono i moduli per firmare. Quindi, perché c'è qualcuno che pensava che o si firma in questo weekend oppure è finita. No, abbiamo 60 giorni, abbiamo aprile e abbiamo maggio per arrivare a 500.000 firme. E quindi l'inizio è buono, Alfredo. Io non so in rassegna stampa che spazio ci abbiamo dato. Ieri stranamente mi hanno detto che hanno fatto dei servizi il TG5, il TG3, il TG di La 7, il TGcom 24, qualche radio. Oggi mi hanno detto che oltre la Padania, che ovviamente ha anche delle bellissime foto, Libero e qualcun altro parlano di questa iniziativa. Quindi siamo solo all'inizio, però diciamo che se nella prima 2 giorni raccogliamo e superiamo le 100.000 firme è un dato assolutamente entusiasmante. Tutte firme, attenzione, vere, reali, qua non siamo su internet, non siamo nel mondo virtuale, siamo in piazza, siamo a Genova, siamo a Treviso, siamo a Torino, siamo a Bergamo. Ho sentito il segretario di Bergamo ieri al gazebo di Bergamo città, non ho capito quante centinaia di firme, non decine, ma quante centinaia di firme del gazebo che c'era in centro a Bergamo, ma come in quello in centro a Novara, e oggi si raddoppia. Quindi Alfredo, se ti servo io una manciata di minuti da trascorrere con gli ascoltatori, sì, la metto a disposizione volentieri per capire se qualcuno di chi ci sta ascoltando è firmato, se qualcuno firmerà, se qualcuno non firmerà perché non condivide l'abrogazione della legge Merlin, l'abrogazione della legge Metro, vuole i prefetti, che ne so. Sì, la cosa bella, e non so se è solo una mia impressione, è che ieri ai gazzetti che ho partecipato firmava anche tanta gente che non c'entrava niente. Infatti. Ecco, Matteo resta con noi, però spostati un pochettino perché il segnale purtroppo va e viene, allora ti passo subito 2 telefonate. Pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Sono io, buongiorno, buona Padania. Grazie. Sono Maria Stella del Sesto San Giovanni. Sì. Ieri il gazebo c'era molta gente, infatti il gazebo è sulla Padania stamattina, che c'era molta affluenza, siamo andati avanti un bel po', anche dopo la chiusura veniva ancora gente, tanta gente c'è stata ieri, sono anche contenta. Bene, anche noi. Grazie. Ciao Matteo, sei grande Matteo? Grazie. Grazie, no, siete grandi voi perché un'idea buona senza le gambe della gente che la fa camminare non va da nessuna parte, quindi vi chiedo di informare amici, parenti, conoscenti, perché i giornali ne parleranno il meno possibile. Infatti, sentiamo un'altra telefonata per Matteo, pronto? Pronto? Buongiorno, ci dica. Buongiorno, sono Doris, sì. Fan di Matteo, devo ringraziare questo ragazzo che ha dato di nuovo energia e carica a tutto il movimento. Ieri ero a fare appunto il mio dovere morale e devo dire che c'era gente che veniva lì addirittura senza bisogno che tu proponessi le firme a appunto dire siamo stanchi, specie per la legge Fornero, specie per la Merlin e così via. Pertanto ragazzi, a chi è in ascolto, se avete dei dubbi, ragazzi, toglieteveli perché è una cosa giusta firmare per il nostro futuro, ringraziando anche Matteo che ha veramente fatto un ottimo lavoro ed è una persona credibile. Grazie signora, buona giornata. Un'altra telefonata per Matteo, pronto? Pronto, buongiorno, sono Daniela, io mi sto... Sì? Pronto? Sì, ci dica. Sono Daniela. io? Sì, dica Daniela, sì. Ecco, buongiorno, allora sono Daniela, mi sto prestando per andare a firmare a Sant'Angelo Lodigiano tutti i 5 referendum, va mio figlio, mio fratello va a Opera, sto facendo pubblicità a tutti. Bravissimo. Ringrazio Matteo per quello che sta facendo e le dico una cosa Matteo, se si potesse fare il 6º referendum per l'elezione dei cittadini del Presidente della Repubblica, perché siamo stanchi di avere questi presidenti. Grazie Matteo, in bocca al lupo e le dico una cosa, sono cattolica ma non vado in chiesa. E che il Signore sia con lei e con tutta la Lega. Va bene, amen. Matteo? Fa piacere questa carica, ripeto, i ringraziamenti li estendo a tutti quelli che stanno collaborando. Siete voi all'ascolto, i nostri Bruno Vespa, i nostri Corriere della Sera, ripeto, meno ne parlano i giornali, più abbiamo bisogno di voi.
Se ciascuno di voi all'ascolto porta a firmare 10 fra parenti, colleghi e conoscenti, a 500.000 ci arriviamo, alla faccia delle televisioni e dei giornali. Mi chiedono dove si può firmare a Cologno Montese, se ci siamo anche a Firenze, ad Alessandria quando arrivate, e ripetiamo, magari Alfredo oggi ripetiamolo ogni 10 minuti, il numero di telefono, perché c'è tanta gente che magari ha il gazebo a 100 metri da casa e non lo sa, quindi se chiamate lo 02 66 234 234, lo dico a Santo che chiede dove siamo ad Alessandria, a Sergio che chiede dove siamo a Cologno Montese, ringrazio Omar che ha appena firmato a Castagnato in provincia di Brescia, e ricordo alla tanta gente che ci segue dal sud, dalle frequenze di Radio Padania Libera oppure in diretta streaming e internet dal sud, che al sud ovviamente non abbiamo le sedie, i gazebo della Lega, però da domani, da lunedì e per 60 giorni potete andare in tutti i comuni a chiedere di firmare, da Cagliari a Nuoro, a Sassari, a Palermo, a Taranto, a dove volete voi, potete andare in tutti i comuni a chiedere di firmare. Se qualche comune fa il furbetto, se qualche sindaco fa il furbetto e nasconde i moduli o non mette fuori il manifesto, segnalatecelo perché sono obbligati a farlo per legge. Benissimo, prendiamo un'altra telefonata per Matteo, pronto? Pronto? Ciao, sono Mauro della sezione di Somma, Padania Libera a tutti. Allora ieri anche noi tutta la mattina fila a firmare, e anche stamattina siamo davanti al comune in Largo Sant'Agnese, chi vuol venire forza e coraggio, Padania Libera, ciao a tutti. Grazie, allora 0266 234 234 per sapere qual è il gazebo a voi più vicino. Un'altra telefonata per Matteo, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Volevo chiedere un favore a Matteo Salvino, e viva la Padania, primo. Secondo, ma è possibile mandare un vostro collaboratore con delle camere da filmare tutti i mezzi 90, 91, 92, 93, 94, 95, che non c'è mai un controllore e ci sono centinaia di migliaia di extracomunitari che non pagano una lira? A Milano, immagino dica. Matteo? Sì, è una battaglia che stiamo facendo anche con gli stessi lavoratori dell'ATM, con gli stessi controllori che rischiano la vita o quasi ogni giorno perché non sono occupati dall'azienda, perché rischiano insieme alle forze dell'ordine. Noi avevamo proposto di mettere il bigliettaio, di istituire la figura del bigliettaio. A Londra tu non sali sull'autobus se non da una porta dell'autobus e se non mostrando il biglietto all'autista. E sa che in Italia però ha ragione per il momento, ha ragione chi fa più casino. Ringrazio l'ascoltatore perché da utente dei mezzi pubblici sono cose che vedo anch'io, e vediamo quando torneremo a governare Milano sicuramente una mano ai lavoratori dell'ATM, ai controllori, ai vigili urbani e alle forze dell'ordine sarà una priorità che ci daremo. Infatti, Matteo, hai ancora qualche minuto per noi? Puoi stare? Guarda, sono in macchina e sto andando verso Casale Monferrato, dove c'è il gazebo e dove presenteremo anche il candidato sindaco alla lista della Lega. Ci vado anche perché lì avevo fatto 2 mesi di militare ormai 20 anni fa, quindi ci torno volentieri. Bene, allora restate con noi per sapere il gazebo a voi più vicino, 0266 234 234, oppure andate sul sito www.vieniafirmare.org, però consiglio in realtà di telefonare, ci sono diverse centraliniste che sono pronte a darvi tutte le informazioni. Portate pazienza perché i telefoni sono incandescenti, insomma se dovete aspettare un minutino sappiate che le persone comunque ci sono. Altre 2 telefonate per Matteo, pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno, ci dica. Sì, buongiorno, siamo dalla provincia da Menaggio, provincia di Como. Sì. Ma io volevo fare un'osservazione un po' critica. Ieri sono andato a un funerale, ho passato Cadorago e sono andato fino a Ostrega. Sì, va bene. E cosa è successo? Cos'è successo al funerale? No, è successo che non ho visto neanche un gazebo. Cioè partendo da Menaggio sono andato a Como, passato anche Como dal centro lì, dal tribunale. Va bene, ho capito. Le rispondiamo. Va bene, grazie, però torno a dire... A Como c'era un gazebo affollatissimo, peraltro, perché c'è passata mia moglie in via Boldoni e non c'era solo quello. Ovviamente
ripeto, non siamo ovunque perché i militanti e i volontari fanno il possibile e l'impossibile, però qua bastano 3 persone di buona volontà, di menaggio, che si mettono d'accordo, che contattano la segreteria della Lega, che contattano un consigliere comunale, e sabato prossimo il gazebo a menaggio c'è. Altrimenti io ringrazio l'amico per l'attenzione. A Como ce n'erano e ci sono, magari Alfredo, se dai un occhio al sito o se dai un occhio alla Padania, qualche città con qualche indirizzo lo diamo in diretta anche adesso. A proposito, posso chiedervi questa cortesia? Sì. Se oggi più che altri giorni investiamo €1 andando in edicola a comprare la Padania, che domani non c'è, quindi che per un giorno non sarà in edicola, e magari la lasciamo al bar, la lasciamo sulla panchina al parco, la diamo al vicino di casa, la mettiamo nella casella delle lettere del collega. Ecco, se oggi ciascuno di noi, lo faccio io in primo, invece di una copia compriamo 2 o 3 copie della Padania, ci sono delle bellissime foto delle file di ieri ai gazebo, foto che mettono a tacere tutti quelli che dicono ma questi della Lega esagerano, inventano, sparano le cifre a caso, e invece abbiamo voluto documentare anche con le foto la gente che c'era. Quindi se facciamo girare, poi l'entusiasmo è contagioso, l'energia è contagiosa, la voglia di partecipare è contagiosa, quindi facciamo girare queste belle immagini e queste belle energie e chiediamo appunto, tu sei a favore o contro la legge Fornero? E se uno dice contro, leghista o non leghista, o firma il nostro referendum, o si attacca al campo. Infatti. Comunque io consiglio a tutti i radioascoltatori che noi non siamo l'esercito cinese, quindi non possiamo avere un gazebo ogni 5 metri, prendete la Padania oppure andate sul sito vieniafirmare.org oppure telefonate allo 0266 234 234 per sapere dov'è il gazebo a voi più vicino. Per esempio a Como dalle 9 alle 19 ce ne sono 2, uno in piazza Como, l'altro in piazza Matteotti. A Cermenate lo trovate ad Asnago, via Don Borghi, vicino alla chiesa, dalle 9 alle 12.30, a Erba per esempio dalle 9 alle 12.30 in corso 25 aprile, a Cantù dalle 9 alle 12.30, via Matteotti, angolo piazza 20 settembre, insomma basta prendere la Padania lì, per quanto oggi c'è l'elenco della Lombardia, ma in ogni caso 0266 234 234 e le nostre centraliniste vi diranno dov'è il gazebo a voi più vicino. Altre 2 telefonate per Matteo. Pronto? Tocca a me? Sì, buongiorno. Pronto. Tocca a me? Sì, ci dica. Sono Vittorio di Milano, buona Padania. Volevo avere notizie circa la firma per l'indipendenza, come è stata fatta in Veneto, in Lombardia, quando è che la faranno? Va bene, grazie. L'altra telefonata per le risposte di Matteo. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, Dunque chiamo da Cagliari, Antonio. Sì? Allora 0266 234 234, bisogna telefonare questo numero per avere più informazioni. Sì. Io già vado in comune qui a Cagliari per votare tutte e 5. Bravissimo. In più volevo fare la festa, sa che cosa? Questi extracomunitari che rubano, che fanno degli scippi, vanno in galera e ne escono fuori e li diamo di nuovo a mangiare e già battono per le nostre città. Perché non le espatriamo per esempio nel loro paese una volta che commettono qualche fatto? Bisogna fare una legge anche in questo modo. Questa gente qui che conviene dei fatti, che rubano, che fanno degli scippi, trattano male, violentano le nostre donne, bisogna mandarli al loro paese, guardate, non bisogna lasciarli in Italia ancora, no? Certo, grazie, salve. Matteo, addirittura da Cagliari stanno firmando, Ma spero che alle elezioni europee ci siano tanti voti per la Lega anche dalla Sardegna, perché stiamo ragionando anche, probabilmente ci sarà un accordo, lo dico in anteprima, con alcuni indipendentisti sardi che sosterranno la Lega, quindi speriamo di avere tanto consenso anche là. 3 risposte al volo. La signora diceva elezioni dirette del Presidente della Repubblica. Purtroppo la Costituzione italiana non permette di fare dei referendum che pongono, come in Svizzera, che è un paese intelligente. Noi possiamo solo cancellare. I referendum sono abrogativi, infatti noi vogliamo cancellare la riforma Fornero, cancellare le prefetture, cancellare la legge Merlin. Purtroppo la Costituzione italiana è così poco democratica che non permette di proporre, quindi le elezioni dirette del Capo dello Stato o l'espulsione degli immigrati che delinquono non possiamo portarla avanti per referendum, che porteremo avanti come battaglie politiche in Parlamento. Se cancelleranno reato di immigrazione clandestina e la Bossi-Fini, invece lì sì che potremo indire un referendum per cancellare la cancellazione, scusatemi il casino. Sull'indipendenza, quella del Veneto è stata una ventata di energia e di futuro eccezionale, sia ai gazebo che su internet,
non ci si mette 2 minuti a organizzarla, quindi per fare le cose fatte bene sia in Lombardia che in Piemonte che in ogni altra realtà che ha voglia di indipendenza ci stiamo lavorando, anche perché poi i referendum ufficiali sono quelli approvati in regione. In regione Veneto c'è già, è sostenuto dalla Lega e da Zaia, in regione Lombardia verrà depositato a breve, e piano piano le energie che abbiamo sono le nostre e siamo assolutamente soli contro tutti, perché non è che l'indipendenza sia amata da Forza Italia o dal PD, però piano piano conto che ci arriveremo. Matteo, ti passerei le ultime 2 telefonate. Pronto? Pronto? Sì, sono io, sì. Dica. Buongiorno, senti, no, niente, io volevo darvi un'informazione. Parlavo con una mia amica e mi diceva, una tutta casa e chiesa, no? E mi diceva che la legge Fornero non l'ha fatta lei, ma lei l'ha solo firmata. Cioè, giusto per buttare e chi l'avrebbe fatta? Il mago Merlino? Non lo so, dice che non l'ha fatta lei l'ha solo firmata, cosa peggio ancora. Arrivederci. Però chieda alla sua amica se comunque è d'accordo, perché uno non mi interessa se l'ha fatta la Fornero, la cugina della Fornero, la nonna della Fornero. Ha tolto dei diritti acquisiti a milioni di pensionati e ha tolto speranza ai giovani, quindi l'amica casa e chiesa mi dica: sei d'accordo? Sì, allora non firmare, sei d'accordo? No, e allora vieni a firmare. Appunto. Ultima telefonata per Matteo, pronto? Posso parlare? Come no, ci dica. Sì, dica. Buongiorno Matteo, sono Walter di San Pietro il Cariano, sono quello che con mia moglie ti abbiamo dato la bottiglia di Grecciotto, questo era un particolare. Ah, grandissimo! Niente, io dico, siccome nella mia zona io compro tutto, mando sempre i soldi per la radio e compro tutti i giorni il giornale, solo che nella mia zona qui di San Pietro non si sente bene la Radio Padania. Ci vorrebbe, dove non si riesce a sentire, mettere i manifesti per i gazebo, per questo e quell'altro. Io trovo, perché mica tutti prendono la Padania come la prendo io, capisce? Tante cose però la maggior parte nei paesi non sentiamo Radio Padania, però tante cose non sappiamo cosa fare. Grazie, ti ringrazio, ciao. Ciao, Matteo. Innanzitutto viva il Recioto e viva il buon vino. Ieri sera a Fossano in provincia di Cuneo ho assaggiato 2 ottimi bicchieri di Barolo offerti a tutti dal produttore. Secondo, è una questione di quattrini, noi arriviamo dove cerchiamo di arrivare, però affissioni pubbliche costano, gli spot sulle radio, sulle TV costano, e quindi è per questo che io chiedo all'amico veronese, come a chi ci sta ascoltando da Cagliari, da Milano, da Genova, da Treviso, da Torino, da Bologna, siete voi la nostra miglior pubblicità. Purtroppo non abbiamo i soldi che gli altri avranno da spendere in campagna elettorale, quelli che abbiamo vediamo di usarli in maniera assolutamente oculata, abbiamo stampato migliaia di volantini che spiegano, di adesivi, quello sulla legge Fornero e con la faccia della Fornero, abbiamo messo appositamente la faccia della Fornero, devo dire che funziona, perché la gente si ferma, ragiona, si incazza, firma, poi ripeto non è una questione di elettori della Lega. Poi è vero che ieri a Novara, ad esempio, tanta gente arrivava a firmare dicendo io non ho mai votato Lega, però se fate queste battaglie vi voto. Vi leggo queste 3 righe di Marco che mi ha scritto su Facebook. Pensa te, il Claudio Borghi era mio professore alla Cattolica, grazie a lui ho riaperto il libro di politica economica e ho ricominciato a ragionare, ho visto i vostri video su internet dei Basta Eurotour, dove parlate di dignità, di democrazia e di lavoro. Io non sono mai stato leghista, ma forse state diventando intelligenti e meritate fiducia. Quindi io oggi vado davanti alla chiesa del mio comune, Sovico, in provincia di Monza, e vado a firmare i quesiti senza paura. E quindi, al di là del passaggio state diventando intelligenti, vabbè. Noi ci riteniamo con tutti i nostri pregi e soprattutto i nostri difetti, non dico intelligenti, ma coerenti e con idee positive da sempre. Però mi metto anche nei panni di chi per 1000 motivi magari non si è mai avvicinato, perché la televisione ci dipinge in una certa maniera, perché hanno enfatizzato le nostre piccole o grandi colpe, però a me interessa il domani, non lo ieri, e quindi se c'è gente che si sta avvicinando, anche per merito delle geniali intuizioni di Umberto Bossi, che ci ha portato fino a qua, indubbiamente, senza prova di smentita, e poi Roberto Maroni, e poi noi come comunità in questo momento, e quindi Marco di Sovico è un piccolo spunto che ci dà energia, perché se i gazebo di oggi riescono ad arrivare a 500.000 firme,
e con questo noi, piccola Lega, io ricordo Beppe Grillo che settimana scorsa ci ha definito un movimentino, non so se ti ricordi Alfredo, intervistato da Mentana, ha detto cosa pensi della Lega? Ma è un movimentino. Ebbene, questo movimentino basato su volontari in questo fine settimana è in 1379 piazze alla faccia del movimentino, e se questo movimentino cocciuto e testardo arriverà a 500.000 firme entro 2 mesi, noi porteremo tutta Italia, da nord a sud, a votare per cancellare la legge Fornero, i prefetti e la legge Merlin. E tu capisci che puoi cambiare la storia, perché la legge Merlin è lì da 60 anni a mantenere il racket e l'ipocrisia della prostituzione. La legge Fornero ha solo 3 anni, ma ha fatto più danni lei in 3 anni di quanti Attila non ne fece in qualche secolo. E i prefetti sono lì da 100 anni o poco meno a rappresentare uno Stato centralista, inutile, assenteista, oppressore e costoso. E quindi questo piccolo movimentino, grazie all'energia di tanta e tanta gente gratis, che lo fa gratis perché ci crede, magari riesce a cambiare in meglio il nord sicuramente e tutta Italia. Quindi io non posso che ringraziarvi, vi chiedo appunto 2 cortesie, poi la mia giornata prosegue. A proposito di televisione, dalle 2 alle 3 sarò ospite dell'Arena di Giletti su Rai 1, collegato da Biella. Ovviamente mi hanno chiamato chiedendomi puoi venire a Roma? Ho detto no, guarda, io oggi domenica pomeriggio devo fare il gazebo a Biella, e quindi o venite voi da Roma a Biella o io non vengo da Biella a Roma, e quindi sono venuti e fanno il collegamento da Roma a Biella, e poi stasera alla Gabbia di Gianluigi Paragone sulla 7 per parlare appunto di questo euro, che è una moneta evidentemente sbagliata, e per parlare di futuro, di lavoro, di speranza, di ragazzi, di giovani, di nord. Quindi sono delle belle giornate. Io chiedo 2 cortesie, se mi posso permettere, a chi ci ascolta in questo momento. Facciamo che all'ascolto ci siano 50.000 persone. Controllate l'orologio, perché anch'io me ne ero dimenticato, bisogna portare avanti le lancette di un'ora. Sono le 10:37 in questo momento, se non sbaglio. Sì. Matteo, scusami Matteo, ma ti danno anche a Lucignolo alle 21:30. A Lucignolo hanno registrato un servizio sul referendum contro la legge Merlin, hanno intervistato me, Sgarbi, Beppe Cruciani, Efebal, Maroni, e quindi ci sarà un servizio per la nostra battaglia per togliere la prostituzione dalle strade. Quindi saremo un po' qua e un po' là, costringiamo le televisioni a inseguire la Lega, mettiamola così. Ecco. Devono parlare di noi, nel bene e nel male. Vi dicevo, vi chiedo 2 cortesie: comprate in edicola 2 o 3 copie della Padania e mettetele in mano a qualcuno che non sa o che dubita o che è contrario, così magari ci aiutate a far ragionare. E poi chiamate 0266 234 234. Non è il numero per andare in diretta su Radio Padania, quello lo ricorderanno poi Andrea e Alfredo, però questo è un numero che vi permette di darci una mano e di firmare, di collaborare, di partecipare, anche perché, ripeto, siamo solo all'inizio. Se raccogliamo 100.000 firme è uno splendido, straordinario, inaspettato inizio, ma dobbiamo arrivare a 500.000, e quindi si va avanti domani, dopodomani, il prossimo fine settimana, ai mercati, davanti ai comuni, dentro i comuni, fuori dalle case di riposo, e quindi dateci e diamoci una mano, e io ci metto tutta l'energia che posso. Mi scrive Serena, non so se c'è il gazebo a Prato. Ricordo ancora il numero, lo lascio ricordare a voi. È bello che ci sia tanta gente che vuole firmare. Perdonateci le nostre mancanze, i nostri ritardi, però è tutto lavoro di volontari, e quindi dove non saremo questo fine settimana saremo nel prossimo. Benissimo, 0266 234 234 per scoprire dov'è il gazebo a Prato. Grazie molte Matteo, buona giornata. Grazie a voi. E noi diamo la linea alla regia. Il pensiero, l'innovazione. E poi finalmente la rivoluzione. È arrivata la Digital Radio. Per ascoltare la radio che ami di più, con una qualità perfetta. Muoviti a provare l'ascolto digital. Muoviti a sperimentare il suono che non ti abbandona mai. Muoviti a scoprire dove il servizio è già attivo su digitalradio.it. Digital Radio.
Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Quando vuoi regalarti un esclusivo momento di piacere, non c'è niente di meglio di un buon caffè. Un caffè preparato con l'inconfondibile Caffè Padano. Caffè Padano, l'espresso buono come quello del bar. Bevi un caffè Padano e sostieni Radio Padania. Chiama subito il numero verde 800 08 68 69 e acquista una fornitura di Caffè Padano. La macchina del caffè è in omaggio, grazie a Radio Padania, la tua radio. Chiama l'800 08 68 69 e prova direttamente a casa tua l'inebriante aroma del Caffè Padano. E ricorda, chi beve Caffè Padano sostiene Radio Padania. Caffè Padano. Mai assaggiato un espresso così? Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova alla Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano, Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Sostieni la libertà, sostieni Radio Padania. Giovedì 27, venerdì 28, sabato 29 marzo, 3 giorni per aiutare Radio Padania con un contributo volontario sul conto corrente postale numero 37671294 oppure andando sul sito www.radiopadania.org o ancora direttamente nei nostri studi di Milano, in via Bellerio. Sostieni la libertà, sostieni Radio Padania. Bene, e anzi in realtà sarà possibile sostenere oggi Radio Padania fino alle 22, i nostri studi eccezionalmente sono aperti fino a quell'ora, quindi potete venire a trovarci, potete portare il vostro contributo volontario di persona, altrimenti usate il conto corrente postale 3767 1294, gli studi saranno aperti anche perché oggi c'è una cosa molto particolare, vero Andrea, dalle 17 alle 22. Dillo tu che l'hai ideato tu. C'è una bella maratona Padania misteriosa, in tanti ci chiedevano ma perché non torniamo sull'argomento alla grande. Bene, oggi ce ne sarà per tutti i gusti, con giornalisti, politici, militari, un astronauta, scienziati, scettici e credenti, tutti a confrontarci sui misteri di questo e di altri mondi, quindi non solo gli UFO, ma si parlerà anche di Papa Wojtyła, si parlerà di massoneria eccetera eccetera, ma non voglio anticipare null'altro. Pensa che ieri al gazebo ho detto al segretario che non ci sarei stato oggi al gazebo perché sono qua e ho detto dei Padania misteriosi eccetera, e c'era una signora che fa che bello Padania misterioso, sa che l'ascolto sempre eccetera, non sapeva di questa maratona, era molto contenta, quindi diciamo che fra i nostri ascoltatori è un'idea che piace molto. Bene. Al di là di parlare di politica ovviamente. Vabbè, certamente, per carità, non è che si può parlare sempre solo di politica, quindi dalle 17 alle 22 su Radio Padania, maratona Padania misteriosa. Noi continuiamo invece con i nostri gazebo e il referendum 0266 234 234, il numero per sapere dov'è il gazebo più vicino a voi. Prendiamo delle altre telefonate, pronto? Sì, buondì Soli. Sì, ciao. Allora, a Prato è in piazza Sant'Antonino dalle 9 alla 1 e a Cologno Monzese in largo Don Menzoni dalle 9 alla 1. Ti saluto di Lissoni. Grazie, beh, efficientissimo, lo dovremmo assumere. Dai, non riesco a guardarli tutti a video perché sono migliaia e migliaia. 0266203529 invece il numero per intervenire e per chiamare noi. Pronto? Sì, buongiorno, Giuseppe da Milano. Salve Giuseppe. Allora, ieri con mia moglie qui sono andato a votare qui in zona Piazza Medaglia d'Oro, Porta Romana. Non ti dico l'affluenza che c'era ininterrotta di gente. Ti posso dire che, d'accordo, non tutti saranno stati leghisti, ma ho l'impressione che
ci saranno delle belle sorprese alle prossime europee, altro che 5% come dicono i giornali. La cosa vergognosa è che il solito Corriere Repubblica hanno ignorato completamente questa è la democrazia dei nostri avversari politici, no? Sì. Poi voglio dire un'altra cosa, siccome la Lega Salvini su Basta Euro ha colto impreparati i giornalisti della Rai TV e tutti gli altri che non sanno che pesci pigliare perché loro non si erano mai posto il problema, no? E io direi a Salvini di portarsi in televisione anche Claudio Borghi o qualche economista, così li seppelliamo definitivamente nei dibattiti. Ti saluto. Ottima idea, ciao, grazie. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao. Lezioni, sono Lorenzo 199. Sì, dici. Prima Marco, non so se l'ho detto sul giornale o se l'ha detto lui, ha paragonato Bimbo Minchia a Vanna Marchi. Però secondo me più che Vanna Marchi a me assomiglia al famoso, te lo ricordi, il pifferaio magico portato te? Come no? Speriamo che la gente si accorga prima che arriva il burrone, perché sennò siamo messi proprio male. C'è una fiducia in un tipo del genere. Sì, lo so. Non lo so io. Ciao, buona giornata. Ciao Lorenzo, un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Sono io, sono Sì. Luisa da Cassano d'Adda. Salve Luisa, ci dica. Allora, segreto, ci sono stati anche gli nostri avversari che sono andati al gazebo a firmare, me l'ha detto mio marito. Wow, va bene. Sì, bene. i nostri avversari sono andati a firmare al gazebo. Bella notizia, Alfredo, giusto? Sì, certo. Ecco, saluta anche Andrea, grazie della compagnia che ci tenete, buona Padania. Grazie, buona Padania, ma infatti mi rivolgo a tutti, non solo ai leghisti che tanto oramai insomma ci seguono, sanno qual è il nostro programma politico, ma a tutte le persone di buona volontà che ragionano e che riflettono. Sono 5 referendum. Vi è piaciuta la riforma Fornero? 350.000 esodati a spasso che non pigliano la pensione? Siete contenti di avere le prostitute sotto casa tutte belle impestate perché ovviamente non vengono visitate, poi con tutto il rischio di prendersi magari la coltellata noi o loro dal pappone eccetera eccetera? Siete contenti che i nostri giovani non possano trovare lavoro perché una parte dei concorsi la Shura Chieng li ha riservati agli immigrati? Siete contenti della legge Mancino? Siete contenti delle inutili prefetture? Non andate a votare. Se invece queste cose che si possono e si devono abolire stanno sulle scatole anche a voi, perché vi rendete conto che si tratta di tutta una serie di provvedimenti che hanno sfasciato, impoverito e abbruttito il paese di situazioni che si possono e si devono sanare, allora oggi andate tutti a votare, andate a firmare, non a votare, a firmare, andate ai nostri gazebo. Il numero da chiamare per sapere qual è il gazebo a voi più vicino è lo 0266 234 234, lo ripeto 0266 234 234. Se usate internet www.vieniafirmare.org, sulla Padania di oggi c'è l'elenco della Lombardia, per esempio. Andrea? Sì, no, ma adesso dalla nuova rubrica che ho fondato appena adesso, Pagine Scure, da non comprare in edicola, Renzi, nascita e successo di un leader bambino, con foto inedite e racconti della moglie Agnese e degli amici. Cazzo, da prendere al volo. Un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, parlo da Torino. Sì. Volevo sapere sulla vai a votare, non c'è scritto Torino, non l'abbiamo visto. Mi dicono dalla regia che non ci sono a Torino, però oggi non ci sono. Lo so, mi dispiace. Comunque tanto durerà altri 2 mesi questa raccolta firme, oppure potete andare nei comuni, quindi... insomma, i militanti sono bravi, sono tanti, si stanno facendo un mazzo così, ma ripeto, non abbiamo l'esercito cinese, quindi più di tanto. Comunque ieri avevamo 10 postazioni a Torino, quindi insomma cercate anche di venirci incontro. Un'altra telefonata, pronto? Ciao, pronto, sono io? Sì, ciao. Sì, buona Padania a tutti. Noi abbiamo finito ieri sera a Olgiate e abbiamo fatto il pieno, però ti racconto una cosa che è successa. Si avvicina una signora e gli chiedo come va. Purtroppo grazie alla legge Fornero io devo aspettare 4 anni per andare in pensione. Allora è un motivo valido, vieni a firmare, firma solo quella. Io firmare un referendum della Lega mai. Questo succede, hai capito Andrea? Vorrà dire che la signora aspetterà 4 anni prima di ricevere la pensione, se è contenta così. Va bene, grazie, buona giornata. Un'altra telefonata, pronto? Pronto, ciao, sono Silvio da Torino. Sì, ciao. Ciao, senti, ovviamente ieri sono andato a Piazza Castello a votare, ce n'erano 3 ieri,
a Torino oggi, sì, non so se c'è qualcosa. Comunque, a parte quello, io ho una cosa che faccio da tempo, non so se è legale, però io faccio fotocopie della Padania, fotocopie dei volantini, io li metto nella metropolitana dove c'è giornalini, quando sono finiti i giornali del metro si pigliano quello lì, si leggono quello lì. Poi è un'idea per i nostri, diciamo, sostenitori. Va bene, ti ringrazio, ciao, grazie di queste cose che fai. Andrea, dai un commento anche tu, non mi spiace, no, assolutamente, ma io preferisco sentire gli ascoltatori. Voglio dire, questo è veramente un movimento che è rinato alla grande, c'è tanto entusiasmo. A completamento di quel che dicono i nostri ascoltatori, ieri è venuta una signora e ha detto io vengo a firmare soltanto per l'abrogazione della legge Merlin e poi quindi ha firmato questo e poi si è messo a guardare gli altri ma io li firmo tutti perché in realtà avete ragione, cioè magari vanno a firmare per un solo referendum e poi si convincono dalla bontà degli altri quesiti referendari, insomma. Infatti, sentiamo altre telefonate, pronto? Sì, pronto? Buongiorno, mi sente? Sì, benissimo. Ecco, senta, allora, io stamattina ho buttato giù dei miei amici di Monza per mandarli a firmare e loro mi hanno detto che ieri sono andati in centro ma non hanno trovato il gazebo di Monza. Io volevo sapere stamattina se ci sono a Monza, perché sto facendo il numero 66234 ma non mi risponde nessuno, è libero e non risponde nessuno. Voglio sapere se a Monza e dove si trova questo gazebo. Va bene, adesso controlliamo, signora, grazie. Però tenete presente che quando è libero, in realtà non è che hanno staccato il telefono, è perché stanno parlando, quindi la Telecom dà segnale libero, per cui portate pazienza e insistete. Sentiamo un'altra telefonata. Allora, vai. Allora, a Monza, secondo la Padania, c'è in piazza Carrobio, in piazza San Paolo, in via Calatafimi. No, basta, poi il resto sono fuori. Via Calatafimi, ok, mi ero fatto prendere la mano. No, va bene, sono più che sufficienti. Sentiamo un'altra telefonata, pronto? Sì, ciao, sono Franco da Bergamo. Ciao Franco. Io ho firmato stamattina, volevo dire due cose veloci. Una, che mentre ero lì a firmare, è venuto un signore per firmare e ha chiesto un'informazione per il fatto che non sapeva qual era il referendum per le firme per abolire le prefetture. E io gli ho detto, posso rispondere io? E gli ho spiegato che comunque è un ente inutile, che quello che fa la prefettura può farlo benissimo, per dire anche in provincia, presidente della provincia, ha già pagato una volta e basta. Sono rimasti lì un po' tutti così, perché bene o male gli ho risposto in poche parole nella risposta che fa. Ma come fai a sapere tutte queste cose? Ho detto, ascoltate Radio Padania, posti ascoltare le cagate che ci sono in giro, tipo Dodi 105 dicono solo cagate e basta, che magari siete un po' più coerenti di quello che vi sta accanto veramente nella vita. Poi un'altra cosa, poi lascio la linea, io faccio il meccanico, consiglio a tutti i meccanici, carrozzieri così, quando vi vengono le macchine, io faccio così, quando vengono le macchine a riparare così, di nascosto sulla loro radio li memorizzo Radio Padania, chissà mai che qualcuno gli resta in mente qualcosa. Grazie, buona Padania. E viva tutti i volontari che la domenica mattina sono là in piazza adesso. Vale, non ce ne sono. Grazie. Ciao, grazie. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Prontissimo, ci dica. Pronto, senti, io sono Bergadanti di Brembate. Sì. Sono qua a Varazze, ma io non vedo, sai se c'è un gazebo qua a Varazze? Proviamo a guardare, va bene, adesso ti rispondo via radio, ti ringrazio, però come al solito ribadisco, prima di mettervi in marcia, è bella questa cosa che i nostri prendono e partono subito, però fate la telefonata 0266 234 234, vediamo. Varazze, adesso mi collego al sito, dunque Varazze, eccolo qua. Allora, un attimo solo, no, c'era ieri. Comunque c'è Albenga oggi. C'è ad Albenga? Albenga, sì. Va bene, dai. Dov'è? In Liguria. Sì, no, ho capito dov'è Albenga, no, dov'è il gazebo? Scusami. Sì, lo so che è a Savona. A Piazza del Popolo, quindi vuole dire. Sì, esatto, Piazza del Popolo, fino alle 19 ad Albenga c'è il gazebo. Abbiamo tempo ancora per qualche telefonata? Mi dicono di sì, pronto? Pronto? Buongiorno. Che bel nome, Alfredo. Grazie, che buona. Prego. Sono Lia Moretti, telefono da Monza. Vorrei sapere come ha fatto quella signora a dire che in Monza non c'erano i gazebo. In piazza dove c'è il comune ce n'erano 1, 2, poi 3, sono andata e c'era un sacco di gente. E adesso vi ascolto. Buona giornata. Io ho firmato, Bravissima. Bravissima, grazie. Un'altra telefonata, pronto?
Sì, pronto? Buongiorno. Sono senatore qua, chiamo da Torino. Visto che qualche amico vorrebbe firmare, sì. Io nella sede di Largo Salute sono aperto fino alle ore 16, già dalle 9:30. Quindi alcuni sono già venuti, altri forse non lo sapevano, ma visto che sono qua ormai, ecco, allora ricordiamo dove sei e l'indirizzo. Largo Saluzzo 25 Baragini, la sede della Lega Nord, nella piazzetta. Perfetto. Chi vuole venire fino alle 4 mi trova qui e può venire tranquillamente. Benissimo, perfetto. Ok? Grazie, buona giornata. Dai, qualche sms al volo. Vi ricordo ovviamente poi dalle 17 alle 22 Padania Misteriosa ci sarà anche Andrea Ancona a darci una mano, quindi potremo così spaziare fra questo e altri mondi, perché di alieni in Parlamento ne vediamo tanti, poi una volta tanto vediamo qualcosa di più concreto e magari anche di più intelligente, perché ci sono anche delle grosse novità. L'aeronautica militare ha aperto gli archivi sugli UFO, li ha resi pubblici, la nostra aeronautica, quindi non eravamo tanto matti a dire queste cose. E poi, se riusciamo, un bel collegamento con la pronipote di Eisenhower che vuoterà il sacco su quello che gli americani sanno o non sanno. Allora, io ho firmato ieri al gazebo d'Imperia, consiglio alla Lega di rinnovare ogni tanto i gazebo, perché magari nei piccoli comuni tanti hanno difficoltà a esporsi andando a firmare in municipio, ci scrive Enrico. E comunque vi ricordo il numero da chiamare per i gazebo, che andremo avanti per altri 2 mesi, 0266 234 234, e dopo che avete firmato c'è anche un bel libro da leggere. Noi siamo in collegamento telefonico con Gianfranco Brusasca. Ciao Gianfranco. Ciao Alfredo. Allora, il tuo libro è ha un titolo che è un inno alla speranza, Cara Libertà. Sì, Cara Libertà, lasciami dire prima una cosa. Sì. Vorrei dire che saluto Matteo Salvini, che nelle terre monferrine, io sono originario del Monferrato, e quindi oggi, proprio perché lui è lì, lancerei anche un messaggio umile da parte mia, invitare tutti i monferrini, ma tutti i piemontesi ad andare a votare il referendum. Bene, tu mi hai chiesto Cara Libertà che cos'è. Cara Libertà è un'opera letteraria, cioè un contributo culturale contro la schiavitù. Per esempio, stamattina avete parlato molto della schiavitù della Fornero, per quanto riguarda le persone, no? Quindi la libertà, io la penso come una possibilità di portare ordine. Quindi Cara Libertà, che ha un sottotitolo che è Scritti civili e sociali di un poeta, pensate che è suddiviso in 15 parti, a 458 pagine, è edito dall'Europa Edizione, è in tutte le librerie, su internet, quindi potete chiederlo in qualsiasi modo. Bene, questa è Cara Libertà. Cosa tratta Cara Libertà? Beh, tratta di tutti i temi che sono attinenti alla libertà. Non è stato facile fare questo tomo. Per esempio parla della famiglia oppressa, dell'islamizzazione europea, della cittadinanza ius soli, dell'orgoglio dell'appartenenza, delle macroregioni, euroregioni, la creatività, la competizione, dei gridi di ieri e di oggi sulla globalizzazione negativa. Parla di fatti, di verità, di cultura, parla di Peppone l'anticristo, dell'identità cristiana, dell'euroschiavismo, dell'immigrazione. Quindi è qualche cosa che ha sorpreso anche me mentre lo scrivevo. In 3 mesi l'ho scritto questa opera, e praticamente all'interno, per esempio, faccio una domanda. Io nella presentazione di questo libro, che ne ho già fatte 4 o 5, mi sono sentito dire che cosa è la ricchezza. Che cos'è la ricchezza? La risposta è stata quella che mi è venuta così prima battuta, che la ricchezza attiene più al mondo dei desideri che a quello dei bisogni. Noi sappiamo che i desideri hanno una connotazione psicologica, riempiono un vuoto, ma i bisogni, al contrario, hanno una connotazione economica, si nutrono di aspettative da realizzare. Quindi una libertà noi sogniamo dal bisogno, e quindi è anche una libertà che abbia un senso, che sappia nutrirsi di un presente, no? Quindi per esempio, se ricordiamo Oriana Fallaci, che cosa ci ha detto? Ci ha lasciato Oriana Fallaci: la libertà, prima che un diritto, è un dovere. E io penso di continuare questo pensiero di Oriana Fallaci dicendo che il dovere di essere prima liberi per scegliere il proprio destino, di essere uguali, non nella schiavitù verso il peggio, ma uguali nella libertà verso il meglio.
Va bene Gianfranco, noi purtroppo siamo in chiusura, mi spiace che ti ho chiamato tardi, ma sai, con i gazebo è stata una giornata un po' frenetica, ma ci ritorneremo sul tuo bel libro. Ricordiamo il titolo e la casa editrice. Dunque, il titolo è Cara Libertà, scritti civili e sociali di un poeta. Voi immaginate, la poesia non è evasione dal mondo, il poeta è un grande immaginatore, un assetato di verità. Per lui credere insieme agli altri ciò che si immagina è realizzare. Casa editrice Gianfranco, la casa editrice. Casa editrice l'Europa Edizioni. Benissimo, grazie Gianfranco, alla prossima allora, buona giornata. Grazie a tutti i tuoi ascoltatori. Grazie, io vi ricordo che dopo proseguiremo le trasmissioni con Alessandro Panza che continuerà a parlare dei gazebo. Seguiteci dalle 17 alle 22, Maratona Padania Misteriosa, quindi 5 ore di ufologia ed altri misteri, anche a seconda delle richieste dei radioascoltatori. Ci hanno chiesto per esempio di parlare dei Templari, parleremo anche di questo, di massoneria, avremo il gran capo della massoneria, il grande maestro, della massoneria, interverrà Borghezio per gli UFO, insomma tantissimi ospiti, non voglio anticipare nulla. Andrea, diamo una conclusione? Ma guarda, invito, e non c'è bisogno, ma come ha detto Matteo, ognuno di noi porta 10 persone a firmare per il referendum e vedrete che raggiungeremo velocemente la soglia delle 500.000 firme. Siamo un piccolo partito, ha detto Beppe Grillo, benissimo, facciamogli vedere che il piccolo partito, magari se lavora fianco a fianco del popolo, riesce anche a cambiare questo paese, che non è difficile da governare, ma a volte, come qualcuno disse, a volte perfettamente inutile. Infatti. E allora il numero da chiamare per sapere dov'è il gazebo a voi più vicino, 0266 234 234 fino alle 18, il numero di telefono è disponibile. Grazie Andrea. Grazie a te, buona domenica. Ci sentiamo, vi vediamo dopo per Padania Misteriosa. E alle 17 appuntamento con noi. Buona Padania a tutti. Hai mai sognato di ascoltare la radio con un suono perfetto? È arrivata la Digital Radio, per ascoltare la radio che ami di più, con una qualità perfetta. Muoviti a provare l'ascolto digital. Muoviti a sperimentare il suono che non ti abbandona mai. Muoviti a scoprire dove il servizio è già attivo su digitalradio.it. Digital Radio.